Oggi mi trovo a Savona, un posto veramente spettacolare e sono in compagnia di Dario Biato. Ciao Dario. Ciao, ben trovata. Ben trovato te, grazie per gli onori di casa, insomma, no? Di questo benvenuto. Beh, Dario è un immobiliarista. Vogliamo parlare con lui di che cosa? Di territorio, di immobili. Che cosa ci puoi dire, Dario? Quello che vi posso dire è che questo bellissimo territorio che è alle nostre spalle spesso attira clienti che comprano casa e quindi in questi anni ho cercato di abbinare le due cose, la promozione del territorio affinché arrivassero clienti e clienti attratti non solo dalle case ma dalla bellezza del territorio. Il mercato immobiliare è sempre comunque in continua evoluzione, giusto Dario? Assolutamente sì. Quindi non soltanto clienti locali ma anche clienti esteri. Qua a Savona com'è questa percezione del mercato immobiliare, ad esempio? Savona è una città che negli ultimi anni ha avuto un riflesso internazionale importante, ecco, soprattutto grazie alle Costa Crociere. Quindi diciamo che chi in Liguria, chi vuole una città comunque vivace, con prezzi leggermente più bassi rispetto alla Riviera, certo, e una vivibilità però annuale che magari la Riviera non offre, a Savona può trovare delle soluzioni molto interessanti. Anche perché comunque ci troviamo con il mare, ma ci troviamo anche in una località di città, quindi con tutti i servizi. Con i servizi, con una storia. Savona è un posto strategico, ci troviamo nella Riviera di Ponente, città, mare, cultura e storia. Assolutamente, Savona è una città con uno splendido mare, una storia importante e anche una certa vivacità dal punto di vista dei servizi, dei divertimenti. È una città dove non ci si annoia e ci si può divertire tutto l'anno. È anche importante il fattore climatico, che noi in Liguria abbiamo, insomma, questo fiore all'occhiello, no? Assolutamente, quello che apprezzano di più i turisti, soprattutto internazionali e stranieri, oltre al cibo, la storia e la cultura, è sicuramente il clima, che consente una vivibilità all'aria aperta, un outdoor quasi 12 mesi all'anno. È vero, anche importante il tema dell'escursionismo, le gite, insomma il mercato immobiliare si può estendere a 360 gradi, quindi Dario Biato è la soluzione per i vostri immobili. Assolutamente sì. Dario, abbiamo lasciato la Darsena e ci troviamo qua nel tuo ufficio a Savona. 22 luglio, 29 anni di attività. Tanto che cosa ci puoi dire? Che tanto sono sul mercato da 29 anni e non è poco. Intanto benvenuta a casa mia. Esatto. Questa è la sede storica. Il mio progetto imprenditoriale è partito 29 anni da Savona e mi fa piacere che oggi tu sia ospite nei miei uffici, dove ancora oggi abbiamo la voglia e il desiderio di far crescere un territorio fantastico come quello di Savona e delle sue riviere. C'è una frase che mi ha colpito molto nel tuo libro: il mercato immobiliare traina il territorio ed il territorio traina il mercato immobiliare. Tanto grazie di aver ricordato questa frase, ne sono convinto da sempre. Secondo me dietro ogni acquisto immobiliare c'è la scelta sì della casa, ma anche di tutto ciò che la circonda, lo stile di vita, i servizi, la bellezza del territorio e anche i progetti di vita. Stiamo parlando da qualche tempo di mercato soprattutto in riferimento agli stranieri. Lo straniero, forse più dell'italiano, è attento a questo tipo di informazione. Quindi quando noi promuoviamo con un nostro marketing efficace gli immobili, cerchiamo di spiegare anche i motivi per cui vale la pena comprare in quella località. Tenendo conto che la Liguria è fatta anche di tanti piccoli paesini, ciascuno con le sue caratteristiche, ciascuno con le sue peculiarità, esattamente, e quindi conoscerle fa sì che si attragga più facilmente qualcuno che poi ha come obiettivo quello di acquistare
un immobile. Certo, infatti hai accennato sui servizi. I servizi sono ovviamente uno dei fulcro, no, di quello che è il mercato immobiliare. Sì. Quindi quali sono i servizi che offri? Beh, intanto o quelli che vengono anche richiesti, ecco. Assolutamente. Intanto un'esperienza di 29 anni, quindi anche spesso e volentieri dagli errori si trae spunto su quello che sarà, che sono gli elementi per migliorarsi. Poi indubbiamente il nostro cavallo di battaglia oggi è un marketing efficace. Ho cercato di strutturare le mie agenzie da un lato come studio professionale associato, quindi all'interno dei miei uffici lavorano tutti professionisti che operano nella filiera dell'immobiliare: architetto, homestager, consulente del credito, consulente legale per la stesura del contratto, notaio, eccetera. Ma soprattutto lavorano delle persone che si occupano esclusivamente di marketing. C'è un detto che dice: paese che vai, usanze che trovi, paese che vuoi attrarre, marketing che devi conoscere. Ti faccio un esempio: ci stiamo approcciando da un po' di tempo al mercato degli Stati Uniti. New York è un sottobosco, se mi è concesso il termine, di marketing. Ad esempio esistono figure come la tua, tipo l'influencer, specializzate nel settore immobiliare che in Italia ancora non esistono. Alcune di queste hanno proprio tipicizzazioni classiche. Certo. Chi promuove la villa, chi promuove la casa al mare, chi promuove una cosa piuttosto che un'altra. Quindi oggi fare in modo che l'immobile venga visto e possibilmente comprato da una clientela sempre più distante, occorre un marketing che tenga conto non di quello che proponiamo noi, ma di quello che il cliente, spesso dall'altra parte del mondo, certo, può e vuole ricevere. E infatti qui parliamo proprio anche della ricerca, no? Degli immobili. Assolutamente, da anni proponiamo ai nostri clienti la possibilità di promuovere gli immobili ad una clientela sempre più distante. Viviamo in un mondo totalmente globalizzato, internet ha cambiato assolutamente le regole di gioco, ma come dicevo prima, gli strumenti... Anche un adattamento comunque, bisogna anche adattarci a quello che sono ovviamente, sì. Anche la realtà economica. Assolutamente. Purtroppo ci sono economie, meglio purtroppo per noi, meglio per loro, che oggi viaggiano meglio di quella italiana. A parte ad esempio una clientela di riferimento storica come gli svizzeri, i tedeschi, i clienti del nord Europa, oggi in Italia si avvicina una nuova fascia di clienti interessati, americani, sudamericani. Da quello che capisco, Dario, tu sei proiettato senza togliere ovviamente al cliente tipico locale o comunque del nostro territorio, ma più su un mercato estero, giusto? Assolutamente, non escludiamo il mercato locale perché il cliente può arrivare da qualunque latitudine. Certo. Ma oggi è più probabile che soprattutto per un immobile con determinate caratteristiche, con determinate bellezze, arrivi da un mercato straniero. Esatto. Per poter raggiungere quel cliente occorre fare degli investimenti, ma avere delle tecniche che in questi anni, ecco, diciamo che negli ultimi 29 anni, quello che ho cercato di fare è avere sempre una visione a lunga distanza. Ti faccio un esempio: 29 anni fa utilizzavamo i cartelli per promuovere gli immobili, oggi sono qua a essere intervistato da un influencer. Cambia tutto, è vero. Cambia tutto, il risultato però deve essere lo stesso, certo. Ottenere il massimo del risultato, quindi la vendita, in tempi ragionevolmente rapidi e al miglior prezzo di mercato. Abbiamo parlato di esperienza, non soltanto 29 anni di esperienza che sono davvero importanti, ma tu hai anche tanta esperienza all'estero. Assolutamente sì, questa voglia di andare fuori dai confini fa parte della mia personalità e quindi in questi 29 anni ho avuto alcune esperienze, alcune qua vicino, Costa Azzurra, altre invece in latitudini più calde tipo la Florida. Dario, ripartiamo dal libro. Domanda semplice: perché hai scritto questo libro?
Perché avevo piacere che i miei clienti conoscessero come lavoro, la persona che sono e il professionista che sono diventato e i progetti che ho. Io affiderei la casa ad una persona di cui ne conosco i contenuti, i servizi, ma anche nel piccolo la propria vita. La fiducia. La fiducia, infatti la mia passione vincente è un titolo che intende il fatto che la passione ha sempre vinto, anche quando le cose non sono andate bene, e ahimè ci sono stati anche questi momenti, assolutamente. Che però servono sempre, vero? Servono sempre, sono dei momenti di crescita. Condivido pienamente, Dario. Grazie davvero. Grazie a te.